Ben ritrovati cari telespettatori, come sempre, come ogni venerdì noi siamo nello spazio dello SPCGL e come ogni anno la ricorrenza del 25 aprile ci porta con i nostri ospiti, i nostri esperti ad approfondire alcuni temi che sono sempre di grande attualità, più che mai quest'anno in modo particolare, quindi le riflessioni sul 25 aprile come giornata per ricordarla, vista dal punto di vista dello SPCGL, quindi degli anziani, dei più anziani, dei pensionati e via dicendo, e anche dei più giovani, è anche l'occasione per fare una riflessione che va oltre, proprio legata da quello che sta succedendo purtroppo da lungo tempo ormai, non è più una settimana o due, ma è molto di più in Ucraina, e quindi il coinvolgimento che c'è stato, che c'è purtroppo tuttora, le ripercussioni e le conseguenze. Che cosa ne pensano? Chi? Allora abbiamo i nostri protagonisti. Fulvio Dal Zio, segretario organizzativo dello SPCGL del Veneto, ben ritornato qui con noi. Grazie a voi e a tutti i telespettatori. E ben ritornata, era ormai un anno fa che ci vedevamo se non erro, Beatrice Sofia Urso, rete degli studenti medi del Veneto. Grazie di essere qui con noi, anche a te Beatrice. A che punto sei degli studi? Bene. Studi diciamo così. Studi in? All'Università di Padova, Scienze Politiche. Perfetto, ecco, proprio siamo sul tema, dai. Allora, Fulvio Dal Zio, 25 aprile, ovvero che cos'è per il sindacato? Il 25 aprile per il sindacato, per i lavoratori, per le pensionati e pensionati, ma soprattutto per le pensionate e i pensionati, visto appunto che sono quelli più vicini a quel momento storico, è una festa, è la festa della liberazione, è la festa del ritorno della libertà nel nostro paese, che era stata conculcata dal ventennio fascista e poi da una guerra che è stata tragica per il nostro paese. E quindi appunto è la festa della liberazione, è la festa di tutti gli italiani, di tutte le italiane. È una festa che deve unire il paese, e a questo proposito c'è un sondaggio di SVG che dice, che afferma, insomma, i risultati sono più del 70% degli italiani che riconoscono il valore del 25 aprile. Il 25 aprile è la festa di tutti coloro che credono nei valori della libertà, della democrazia, della solidarietà, della giustizia sociale, cioè tutti quei valori che sono affermati della pace, tutti quei valori che sono affermati dalla nostra Carta Costituzionale, che è il frutto appunto della lotta di liberazione, della resistenza, del referendum del 2 giugno, che fra poco festeggeremo appunto anche la Repubblica, e poi appunto la Costituzione. Quindi è una festa, è un 25 aprile, deve essere una festa per tutti gli italiani, e credo sia il fondamento del nostro vivere civile, del nostro. Ma è ancora quotidiano. Sentita oggi? Sì. O è, sì, ci sono, sì, perché ci sono, è sentita. È sentita, noi facciamo tante iniziative, ci sarà come sempre grande partecipazione. Colgo l'occasione per ricordare che come ogni anno il 25 aprile ci sarà la manifestazione nazionale a Milano, e che sarà conclusa in Piazza del Duomo, e ci sarà anche l'intervento, quest'anno tocca a noi, quindi ci sarà l'intervento del nostro segretario generale nazionale Maurizio Landini. È una festa che non dobbiamo, ripeto, far passare sotto gamba, non dare valore, ripeto, è la festa in cui il paese si deve riconoscere, perché è il fondamento, ripeto, del nostro vivere civile attuale. Io adesso non sono uno storico, insomma, magari Beatrice può essere più esplicita e più precisa, però insomma noi eravamo invasi, guardate che l'Italia ha conosciuto in particolar modo durante la guerra, che l'abbiamo scatenata anche noi, perché noi abbiamo dichiarato guerra alla Francia, ecco, quando Mussolini dal balcone di Piazza Venezia ha consegnato la dichiarazione di guerra all'ambasciatore francese, quindi insomma, e con disastri, perché in giro per il teatro del conflitto ne abbiamo
fatte di tutti i colori, mi permetto di dire, ci sono state efferatezze notevoli in Nord Africa, dappertutto. E poi dopo l'8 settembre l'Italia è stata invasa dall'esercito, dalle forze naziste, insomma, nazifasciste, ed è stato tutta l'Italia che è stata coinvolta e che si è ribellata. Gli eventi più clamorosi, dalle 4 giornate di Napoli dell'ottobre del 43, dove la popolazione napoletana si ribellò a un'occupazione particolarmente efferata, violenta, dura, per passare poi alle popolazioni, all'Abruzzo, alle Marche che vivevano insomma vicino alla linea Gustav, che è stata la prima linea, come dire, cosiddetta di difesa da parte dell'esercito nazifascista. Anche lì si sono consumate tragedie particolarmente efferate fino ad arrivare alla linea gotica, e le stragi che ci sono state, le più efferate, Marzabotto, Sant'Anna di Stazzema, però anche nel Veneto ci sono stati delitti molto efferati, molto atroci, i partigiani impiccati a Bassano, i martiri di Villa Marzana, 44 persone, anche qui a Padova, insomma, abbiamo avuto tragedie il giorno di Ferragosto, o il 17 insomma, del 44, insomma, con Lampioni e altre figure uccise in via. Quindi un modo, un'occasione anche Quindi, insomma, per ricordare. ed è stata una ribellione non solo dei partigiani, è stata una ribellione di popolo, delle donne, dei soldati, la tragedia di Cefalonia, i soldati che non si sono piegati al diktat dei nazisti, insomma, e quindi avevano una concezione della patria e del paese molto, molto importante, insomma, che non era scontato, ma sono state tragedie, e quindi hanno partecipato tutti, gli studenti, gli operai. L'Italia è stata l'unica nazione in Europa invasa dai nazisti, dove ci sono stati degli scioperi nel 43 e nel 44 contro l'occupazione, e gli operai pagarono un prezzo rilevante, perché molti vennero deportati, internati, così come certo. si dice ancora oggi. Io invito tutti, tra l'altro, oltre a visitare i luoghi della memoria delle stragi più efferate, anche a visitare il museo dell'internato che c'è qui a Padova, che è racconta molto, insomma, anche della storia, di quella storia, di quelle persone, di quei giovani, di quelle donne che hanno resistito all'occupazione nazista e alle efferatezze fasciste. Quindi è stato un movimento di popolo che ha riscattato l'Italia dal fascismo e da quello che aveva effettuato, da quello che aveva fatto. Non voglio fare pubblicità a pennacchi, però insomma c'è questa sua come dire, questa sua striscia, insomma, che lui racconta il 25 aprile, e lui chiude dicendo giganti, appunto parla di uomini, di donne, di soldati, di delinquenti che hanno voluto, non avevamo più niente, ma si sono spesi per avere qualcosa da ricostruire domani, e lui termina dicendo giganti, una generazione così, fin tanto che non ne sono nate più. Ecco, quindi insomma, adesso non voglio banalizzare, però anche questi aspetti credo siano giusto sottolineare. È stata appunto una generazione di giganti, sono d'accordo. Hanno avuto il coraggio di prendere il destino suo e dell'Italia per affermare una nuova stagione, che poi è nata appunto con il 25 aprile e tutta la storia che abbiamo avuto, malgrado le contraddizioni e le tragedie che poi abbiamo conosciuto. Invece abbiamo visto appunto come, quindi sentita, vissuta da parte di chi ha qualche anno in più, con una consapevolezza storica. Per quanto riguarda i giovani universitari, quindi a parte voi che siete un gruppo anche più attivo perché partecipate a determinate manifestazioni, le organizzate, stimolate il discorso, il dialogo, il confronto, ma come è percepito?
25 aprile è la festa, se mi posso permettere, nel senso che noi aspettiamo tutto l'anno questa data per la potenza e la forza che ha nell'evocare in noi i ricordi che spesso ci vengono tramandati. Infatti, per fortuna, nessuno di noi ha potuto vedere le brutalità di quegli anni e poi la bellezza nel vedere un paese rinascere. Però dai racconti che ci vengono trasmessi, dalle storie, da quello che riusciamo anche a acquisire dai libri scolastici, abbiamo una sorta di gratitudine verso questa data e una grandissima stima di questa generazione, come abbiamo appena detto, di grandi. Di poterla vivere, tra l'altro dopo la pandemia, ha un significato ancora più grande, perché per 2 anni siamo stati chiusi in casa, per cui il 25 aprile era molto limitato. Comunque l'abbiamo festeggiato, ma insomma in una maniera molto più intima, e invece quest'anno finalmente poter tornare ancora con più forza nelle strade, nelle piazze, poter tornare a fare le pasta asciutte tutti assieme, è qualcosa che insomma aspettavamo tanto e che finalmente possiamo riavere. Quindi come giovani organizzate qualche cosa? Sempre insieme all'AMPI e allo SPI, nelle città, ovunque riusciamo appunto, e soprattutto tutte le varie percorsi della memoria che ci sono e che secondo me sono anche fondamentali proprio per conoscere la storia antifascista e la storia della liberazione delle nostre città, che tante volte appunto non viene conosciuta, le scuole stesse non spingono i nostri. Infatti volevo dire, più recente dagli studi scolastici, a scuola non sempre viene affrontata, non sempre ci sono tutti questi elementi di conoscenza, no? Come programma scolastico ci si limita a quello appunto accademico che c'è sui libri per quanto riguarda la conoscenza storica degli eventi, ma proprio dal punto di vista, non dico sentimentale, però culturale, di tradizione, anche proprio di cultura antifascista, che è diverso da studiare gli eventi storici di per sé, ma racchiude appunto tanti valori che nei libri spesso non vengono portati. No, la scuola magari tante volte non dà il bagaglio necessario, e per questo appunto entrano, nel senso, nella nostra quotidianità anche questi supporti, che spesso sono, non dico più forti, ma sicuramente danno una grandissima spinta e danno tante conoscenze che appunto i libri non riescono ancora a fornire, perché i programmi insomma sono un po' arretrati, diciamo. Un po' arretrati, esatto. Era arrivato prima un messaggio, vediamo di rileggerlo insieme, che se la regia lo può rimettere in onda. Alla pace si arriva sempre dopo un litigio, una guerra o comunque una situazione drastica. Meglio parlare di democrazia. Cosa ne dici? Cosa ne dico? Mi sembra un po' si vis pace para bellum, che è un motto che ha un po' di contraddizioni al suo interno, come possiamo riscontrare nella storia. Adesso è un tema molto delicato. Sicuramente la spinta non è quella per una pace fine a se stessa, perché sarebbe un discorso un po' miope. Chiaramente quando si parla di pace, soprattutto in Europa, che si fa baluardo della democrazia, si parla di una pace democratica che porti un paese a essere democratico, stabile, con una situazione socio-economica che permetta a tutti e tutti di vivere chiaramente nella democrazia. Come ci si arriva è un altro discorso che, ripeto, è molto delicato. Forse appunto la via della guerra non è la via migliore per ottenere la pace, mi sembra un po' contraddittorio. Esatto, allora torniamo su questi temi, poi parliamo anche di fatti che sono accaduti anche di recente, che hanno colpito anche direttamente di recente, qualche mese fa, perché poi il tempo vola, il sindacato, e poi affrontiamo anche la situazione attuale, ci stavamo già arrivando, dopo la pubblicità. Ecco, stiamo parlando appunto del ruolo anche degli studenti, quindi gli studenti festeggiano, anzi attendono questa data, è anche un momento un po' per fare dei confronti tra di voi, immagino. Per quanto riguarda Fulvio Dal Zio, vuole ricordare qualche cosa relativamente al discorso studenti, università? Sì, prima dicevo insomma brevemente, molto celermente, insomma, le principali stragi di popolazione civile a conseguenza delle retate, dell'efferatezza nazista e fascista. Voglio ricordare che Padova, l'Università di Padova, mi sembra sia l'unica università italiana che è stata insignita della medaglia d'oro al valor militare, proprio per il ruolo svolto dagli studenti e dai docenti durante la guerra di liberazione. Ricordo anche che il rettorato di Padova con Concetto Marchesi, poi era ritornato dall'esilio Silvio Trentin e Meneghetti, c'era il comando del CLN Veneto all'inizio dopo l'8 settembre, prima che Concetto Marchesi se ne andasse
con l'appello agli studenti che invito tutti a leggere, ai giovani, è bellissimo, sono pagine straordinarie, righe straordinarie che invito tutti a leggere. Era, ripeto, il rettorato, era la sede, insomma, del CLN Veneto, quindi insomma anche l'Università di Padova, insomma, ha dato il suo contributo. Quando si entra nel cortile nuovo, sulla destra c'è la lapide con tutti i nomi degli studenti e dei docenti che hanno perso la vita nella lotta di liberazione. Fatti bene ricordarlo. C'era un messaggio poco fa che era arrivato, vediamo se la regia me lo rimette in onda. Rolando Rivi, seminarista, vittima dei partigiani. Non criminalizzo assolutamente, ma la purezza non ha colore. Allora, io voglio essere esplicito. Un conto è, come dire, la solidarietà, la pietà umana che si dà a tutti. Però non è un discorso morale il mio. Lì c'era una situazione e purtroppo quando c'è la guerra è così, o stai da una parte o stai dall'altra. La vediamo anche adesso, quindi, ed è pericoloso, mi rendo conto. Però in quella situazione c'era chi ha combattuto, ha perso la vita per riconquistare, per ridare dignità a un paese, e chi era da un'altra parte. Ecco, allora, non c'è dubbio che se l'Italia ha riconquistato la libertà, c'è stata la democrazia, abbiamo conosciuto un periodo straordinario di sviluppo, è stato grazie a queste persone, questi uomini e queste donne che si sono battuti, che hanno preso il proprio destino in mano per riconsegnare l'Italia e riconquistare la libertà. Quindi chi era da un'altra parte aveva torto. Ripeto, non sto facendo un discorso morale, la pietà umana vale per tutti, però dal punto di vista politico e storico anche, chi era da una parte combatteva per la libertà, chi era da un'altra era da un'altra parte, insomma, e aveva torto. Ricordo anche, visto che come Speech GL stiamo facendo e vogliamo continuare a farlo un lavoro di recupero di tutta una serie di monumenti, di lapidi che ricordano partigiani, i luoghi dove sono stati uccisi dei partigiani, delle persone che sono in stato di abbandono quando non sono stati a loro volta danneggiati, anche vandalizzati, e lo stiamo facendo in tutte le province. L'abbiamo già fatto a Belluno e a Rovigo, è stato fatto anche a Venezia con il recupero della tomba di famiglia dei Trentin, di Silvio Trentin, che è a San Donà di Piave, perché la famiglia Trentin è originaria di San Donà di Piave, e vogliamo continuare anche nei prossimi mesi questo lavoro di recupero di queste lapidi, di questi luoghi, per lasciare una testimonianza, perché come sempre diciamo, per sapere dove andare dobbiamo anche sapere da dove venire. Ecco, e l'atto fondativo della nostra Repubblica è il 25 aprile. Su questo 25 aprile, allora chiedo alla regia se mette in onda anche delle slide. C'è la slide che parla appunto di come viene festeggiato la festa della liberazione un po' in varie parti d'Italia. Abbiamo appunto una serie di appuntamenti che ci sono in varie città del Veneto in modo particolare. Appena appunto è possibile metterla in onda, così tanto la teniamo ferma là, voi potete anche vedere come viene festeggiata e anche da chi viene organizzato questo, perché in parte c'è l'ANPI, poi da un'altra parte abbiamo appunto lo SPI, il sindacato, con la partecipazione dei comuni. Ecco, questo appunto è la 9 ottobre, adesso ne parliamo subito, ma è ancora la slide successiva se non erro, comunque con le varie locandine. Allora, a questo proposito, visto che intanto è partita la slide del 9 ottobre 2021, io parto invece questa volta con gli studenti. Che cosa rappresenta? Cosa è successo? Tanta paura. Noi avevamo quel giorno, la sera in Veneto, il nostro congresso regionale, ci arriva questa notizia e siamo rimasti pietrificati, perché ci siamo sentiti direttamente attaccati in quanto studenti, e in quanto non solo studenti ma studenti che credono nei valori della democrazia, della pace, nell'importanza del sindacato appunto nel nostro paese come appunto baluardo di democrazia.
È stato spaventoso perché un gesto così forte, così violento e volgare, insomma, io non Cioè, l'avevo... cosa è stato fatto? Ricordiamolo a chi non magari C'è stato non ha appunto lo sfregio della sede della CGIL a Roma da parte di gruppi neofascisti, insomma, non userei altri termini se non questo. Cioè, sedicenti perché si sono dichiarati tali? Alcuni, se non sbaglio, addirittura sì, poi ci sono stati questi giorni proprio stamattina alcune sentenze. Comunque la matrice era abbastanza chiara e quello che è stato, insomma, poi si è visto con questi video che sono veramente... Qui vi stiamo vedendo appunto 15 aprile, Questa marzo. invece era di Siena, che è stata qualche giorno fa, qualche giorno fa. C'è sempre qualcuno è entrato nei locali e ha imbrazzato Questa era un una po' sede tutto. universitaria, se non erro. Sede universitaria. Comunque il messaggio è sempre quello, l'attacco... Eccolo qua, fermo là con le locandine, sto parlando alla regia, che me le ha trovate, prego. Insomma, comunque il messaggio che vogliono mandare è molto chiaro, quindi quello di attaccare un presidio di democrazia che è in tutto il territorio e che non solo è un simbolo di democrazia, ma che rappresenta tantissime cittadini e cittadini, lavoratrici, lavoratori, pensionati e poi appunto anche che hanno un forte legame con le città, con i territori. Per cui insomma non è un insulto, non è una minaccia solo al sindacato, ma è una minaccia, mi sentirei di dire, a una grandissima parte di italiani. Quindi la nostra sensazione di primo acchito è stata tanta paura, ci siamo sentiti veramente attaccati, non dico personalmente, ma in realtà sì, e poi però tanta voglia di reagire, di rispondere e di capire ancora che cosa significa oggi essere antifascisti, perché ce lo siamo sempre detti, noi siamo studenti antifascisti, lo saremo sempre. Nel momento in cui senti che la risposta che devi dare deve essere molto più veloce, molto più pronta, e che appunto l'attacco non è solo un'ipotesi ma è la realtà, perché appunto oltre a quello di Roma c'è stato quello di Siena e ce ne sono di molto più piccoli, magari molto più nascosti, ma sono quotidiani, in quel momento allora senti che come studente devi farti valere e la tua è una battaglia, diciamo, quotidiana che devi portare nelle scuole, devi portare nelle aule dell'università, devi portare nelle strade, nelle piazze, e appunto ci siamo fatti carico con tantissima voglia anche noi di questa battaglia al fianco del sindacato dei lavoratori e dei pensionati, perché appunto insomma è quello in cui crediamo e non poteva esserci un'altra via percorribile. Chiaro. Adesso do la parola a Fulvio De Zio a questo proposito, leggo prima il messaggio. Mi fa piacere sentire parlare i giovani del 25 aprile, bravi, certi fatti non devono essere dimenticati. Fulvio De Zio. Sì, no, io volevo integrare un po' quello che diceva adesso Beatrice. Il 9 ottobre c'è stato l'assalto alla sede della CGIL da parte di forze fasciste. C'era il leader di Forza Nuova, adesso mi sfugge il nome, e stamattina hanno arrestati altri 5 neofascisti. Insomma. Quindi è chiara la matrice di quell'assalto, di quella devastazione. Ricordiamo tutti che partì da Piazza del Popolo con una gestione dell'ordine pubblico molto discutibile e i leader di Forza Nuova e di Casa Pound, mi sembra, di Roma, guidarono quel corteo che era stato indetto dai Novax, hanno strumentalizzato, però insomma, c'è da chiedersi perché, e andarono ad assaltare la sede della CGIL. Fortunatamente mi sembra si siano limitati al piano terra, però per dire vennero distrutte macchine fotocopiatrici, computer, anche un quadro di Calabria venne sfregiato, insomma, perché la CGIL, i principali pittori italiani hanno fatto dono di importanti opere, insomma, quindi la matrice è chiara. Ricordo che dopo non ci furono solo quell'assalto, ma ci fu anche per parecchi giorni venne messo fuori uso il sistema informatico della sede, c'erano degli attacchi hacker molto, molto pesanti, che anche quelli oggi sono una violenza che se vuoi colpire un'organizzazione abbiamo visto, sì, ottieni certamente risultati importanti. Quindi ecco, e poi ci sono, come giustamente diceva Beatrice, tutta una serie di attentati, di violenze, di devastazioni alle sedi della CGIL. Quello che è grave, si ricordava prima quello che è successo all'Università di Siena, erano lavoratrici iscritte alla CGIL, infatti sul muro c'è scritto CGIL, si vede, ma lì è doppiamente grave perché si va su una sede universitaria della scuola, quindi cultura, giovani,
che quindi insomma invece dovrebbero essere valorizzati e tutelati, e poi si colpisce ancora una volta appunto la CGIL attraverso la postazione di una lavoratrice iscritta alla nostra organizzazione. La nostra organizzazione che, apro la parentesi, insomma, ci sono state di recente le votazioni delle RSU, quindi dei rappresentanti delegati, sia nel pubblico impiego che nella scuola, e la CGIL in tutta Italia si conferma di essere la prima organizzazione per numero di voti e per i risultati conseguenti. Quindi ecco, insomma il radicamento della CGIL è importante, insomma. Il punto è che quando si attacca il lavoro, le sedi sindacali, infatti ci fu una risposta unitaria. Il 16 ottobre venne fatta una manifestazione di CGIL e CISL UIL, insomma, perché quando si attacca anche sedi della CISL e della UIL vennero devastate, colpite, furono oggetto di attenzione. Quindi insomma, quando si attacca il mondo del lavoro si attacca la democrazia, quindi quello da chiedersi è perché in quel contesto, in quel momento che stavamo vivendo in piena pandemia, come dire, le forze neofasciste si sono sentite autorizzate, nel senso così forti da poter assaltare e devastare la sede nazionale della CGIL, che in tutti gli anni della sua storia mi sembra sia stata la seconda volta che ha subito un attentato, perché nel 1955 ci fu una bomba messa proprio a Corso Italia, che è anche quella di dubbia matrice, insomma. Torniamo a parlare di questo, però affrontiamo anche la questione attuale dopo la pubblicità, tra poco. Rieccoci insieme. Allora, abbiamo ancora un po' di tempo, volevo anche affrontare il tema e la questione che è altrettanto importante, quindi questa volta partiamo dai più giovani. La situazione attuale che si sta vivendo, c'è comunque un discorso che richiama la pace, perché il 25 aprile è anche la ricerca di riacquistare una pace sociale, una pace costruttiva che possa dar vita anche a una società che poi deve riorganizzarsi per poter crescere. In questo momento qui come si contestualizza per voi, secondo voi? Sicuramente uno dei più grandi valori che attribuiamo al 25 aprile è quello di non rimanere indifferenti davanti alle ingiustizie, davanti alle brutalità che avvengono anche spesso sotto i nostri occhi, e credo che appunto quello che stia succedendo in questo momento molto vicino a noi ne sia un esempio lampante. E a differenza di come vogliono dipingere i giovani come la generazione sdraiata, insomma disinteressati, sempre davanti al telefono, eccetera, eccetera, io credo che la risposta che abbiamo dato come studenti, appunto come generazione, sia molto forte, dalle piazze piene per chiedere la pace in Ucraina, alle raccolte beni per esempio, che sono state veramente molto molto sentite, tante volte proprio all'interno delle scuole stesse, che si sono fatte promotrici di queste raccolte, appunto poi legandosi alle varie attività già in corso, a proprio anche una cosa molto banale che in realtà non lo è e che forse facciamo addirittura più di tanti adulti, che è quella di cercare di informarci nella maniera più corretta e insomma neutra possibile. Cioè il fatto che tante volte la scuola, adesso parlo anche banalmente dei programmi, non ci dia gli strumenti per capire il contesto politico, geopolitico, insomma ed economico di tutte queste dinamiche, spesso ci porta invece a cercarle noi, quindi anche banalmente a usare i social in maniera intelligente, a poi usare tutti i vari canali che abbiamo di informazione per renderci partecipi in prima persona di quello che sta accadendo, cercare di capirlo, poterlo vedere con uno spirito critico. E appunto poi la risposta secondo me che abbiamo dato, mi sento appunto di fare questo ringraziamento e anche questa lode alla mia generazione, è quella appunto di non rimanere indifferente, ma invece di cercare una risposta anche nel piccolo, anche da lontano per quanto possiamo, e secondo me appunto è stata data più che bene. Perfetto, io adesso leggo quest'altro messaggio: non sono comunista né fascista, ma non sopporto più la generalizzazione che ancora oggi viene fatta a chi è di destra o di sinistra, entrambi nella storia hanno fatto crimini in luoghi diversi. Stiamo parlando del 25 aprile, si festeggia in Italia. In Italia c'è una storia che ha conosciuto un ventennio di fascista, dove sono state cancellate le libertà, la giustizia sociale, ha immiserito l'Italia, ha dichiarato guerra, come si diceva, quindi stiamo parlando dell'Italia. E quindi l'Italia ha conosciuto il fascismo, purtroppo, anzi l'abbiamo esportato, perché in Germania, perché in Spagna, perché in molte altre realtà.
E la lotta di liberazione, indubbiamente il Partito Comunista, il mondo del lavoro sono stati quelli che più si sono spesi, però ci sono state formazioni partigiane, tra virgolette, di destra, c'era il Partito Liberale. Certo, sì. Quando arrivò Togliatti da Salerno, anche la monarchia contribuì, i monarchici contribuirono alla lotta di liberazione. C'erano le forze di centro, la Democrazia Cristiana, il Partito Repubblicano. La guerra di liberazione è stato un fatto di popolo, del popolo italiano, tutto contro 20 anni di dittatura fascista che ha immiserito e ha cancellato le libertà fondamentali del nostro paese. Quindi dobbiamo uscire da questa continua contrapposizione, ma stiamo parlando dell'Italia, della nostra storia, e credo che dovrebbe essere un valore comune riconoscerci, così come hanno fatto quelle generazioni, ripeto. Ci sono stati resistenti in tutte le forze politiche, in tutti i pensieri politici di questo paese. Quindi ecco, credo, e poi se l'Italia è riuscita a ricostruirsi è perché appunto avere una straordinaria stagione di sviluppo, e perché quelle forze avevano un'idea di cosa doveva essere l'Italia, insomma. C'era una classe politica assolutamente di spessore e di rilievo, che hanno preso un paese distrutto, perché eravamo distrutti, perché oltre a combattere contro i nazifascisti, cioè avevamo gli alleati che bombardavano le città continuamente, no? Anche Padova, no? È stato distrutto anche il patrimonio storico importante, sembra che Napoli, dicevo prima, sia stata la città più bombardata d'Italia da quelli che erano gli alleati, insomma, quindi eravamo un paese distrutto. Quella generazione, quegli uomini, quelle donne hanno preso il paese distrutto e l'hanno fatto diventare un paese civile, democratico, di grande sviluppo. Abbiamo conquistato il benessere. La mia generazione, io sono nato nel 1957, in termini storici è immediatamente dopo la fine della seconda guerra mondiale, ma io non ho conosciuto gli stenti, i patimenti che hanno conosciuto mio padre e mia madre, che purtroppo non ci sono più. Loro hanno ricostruito il paese e hanno anche hanno vissuto la guerra e hanno permesso a me di non vivere quella situazione, di studiare, di costruirmi una vita in un momento, insomma, dove la pace era assolutamente l'elemento fondamentale. Un attimo collego il messaggio che è arrivato poco fa, che così i neofascisti violenti sono l'equivalente dei black bloc, che sono di matrice autonoma sinistroide, sono condannabili entrambi, sono da condannare entrambi. Sì, assolutamente tutte le forme di violenza. Sì, la violenza è da condannare, tra l'altro. Il 25 aprile quest'anno, come diceva Beatrice, non può che essere segnato anche dai fatti che stanno avvenendo, purtroppo, dove la Russia ha invaso, quindi è stato invasore, un paese sovrano che è l'Ucraina, insomma, quindi sono quelli invasi. Anche il 1° maggio, tra l'altro il 24, quindi domenica, c'è la marcia per la pace ad Assisi. Il 25 aprile appunto è segnato anche da 25 aprile per la pace, a maggior ragione, anche Assisi, e anche il 1° maggio la festa nazionale, l'iniziativa nazionale di CGIL Gisle Will avrà luogo ad Assisi e il tema sarà la pace, perché credo che questo sia l'elemento, come dire, un valore che noi dobbiamo riaffermare. Si parla troppo di guerra, di armi, di quasi che sia inevitabile arrivare e continuare con un conflitto, e non emerge invece una cultura della pace, chi si spende per la pace, a parte la figura immensa, morale di Papa Francesco, però
chi lavora per la pace non si sente, insomma, deve emergere la volontà di costruire la pace. Non può essere che per risolvere un conflitto politico sui confini, su altri interessi economici, se non c'è un'intesa si arrivi alla guerra. Non dobbiamo rassegnarci a questa situazione. Tra l'altro quello che sta avvenendo ha pesanti conseguenze sociali. Perché stiamo un'inflazione del 7%, per il mondo del lavoro e per i pensionati significa una mensilità in meno, quindi occhio, insomma, attenzione, lavorare per la pace significa anche lavorare per il benessere sociale. Quando c'è la guerra tutto viene cancellato, o si sta da una parte o si sta dall'altra. Ma sembra che tra i due contendenti questa idea non ci sia. Quindi, questo è l'importante, il ruolo della comunità internazionale e soprattutto dell'Europa. È vero che Macron, il cancelliere austriaco, si sono spesi, però quello che sta avvenendo è che è un conflitto giocato tra superpotenze, Stati Uniti, Russia, Cina e India, però la vittima sacrificale è l'Europa, siamo noi. È per questo che l'Europa deve assumere con forza, deve far sentire la sua voce in maniera robusta, forte, e riuscire, per quanto è possibile, ovviamente poi sappiamo che è difficile, ma continuare, insomma, a insistere perché si arriva quanto prima al cessate il fuoco e a una situazione di pace tra. Leggiamo il messaggio che era arrivato poco fa, poi passo la parola anche in chiusura a Beatrice. Prima 45 milioni di fascisti, poi 45 milioni di partigiani, viva l'Italia. Sono battute un po' stucchevoli. Allora, Beatrice, pace, ma pace come proporreste voi? Perché non è così semplice, comunque in ogni caso diciamo che il paese, a prescindere dalle volontà delle persone, della gente, in un modo o nell'altro è schierato. È una domandona. Io credo che la priorità in questo momento, e parlo da europea, sia quello di far sentire la forza dell'Europa per quanto riguarda la salvaguardia dei cittadini e delle cittadine. Cioè deve essere la priorità che come Unione ci diamo, come Italia ci diamo, per cui corridoi umanitari, via appunto per poter trovare la serenità quanto prima possibile. E poi tanto dialogo e dialogo istituzionale, che probabilmente appunto non è stato sufficiente finora, ma che credo sia la via per una pace come si deve letteralmente, nel senso che, ripeto, una pace con la guerra mi sembra un po' un controsenso. Fomentando in qualche modo, sostenendo la guerra, perché poi di fatto in questo modo tra una cosa e l'altra la si sostiene. Vedi, è tutto da discutere anche questo, qua per un altro versante, un altro piano. Per restare proprio per chiudere con il 25 aprile, tante le manifestazioni che voi organizzate, poi vi preparerete naturalmente anche al 1° maggio, coinvolgimento dei giovani, degli anziani, c'è qualche cosa in particolare che vi sta a cuore? In questo momento storico ci sta a cuore la pace, perché, come dicevo prima, come diceva anche Beatrice, insomma, quanto sta accadendo ci preoccupa molto. Ci preoccupa il fatto che ci sia quasi un pensiero unico sulla guerra, sull'inevitabilità, insomma, cioè considerare la guerra come uno strumento normale di risoluzione dei conflitti. Non può essere questo, e quindi credo che sia compito dell'Europa, che è il parte del mondo più sviluppata, che ha conosciuto, soprattutto l'Europa, parlo dell'Italia, della Germania, della Francia e della Spagna, insomma di altri paesi, che si emerga sempre con più forza la necessità di costruire la pace. La pace non è data per scontata. Poi è vero che non c'è solo il conflitto ucraino, no, ce ne sono tantissimi, infatti anche ci concentrare tutto da una parte, forse perché è più vicino, per carità. Solo quando è vicino a noi, è anche normale questo sia così, però ecco, se vogliamo costruire comunque un mondo... nel 99 ne avevamo uno ancora più vicino, ma non se ne parlava così tanto. Dobbiamo chiudere. Grazie mille. Quindi la pace è lo slogan. Assolutamente. Il 25 aprile del 1° maggio. Grazie mille SPCGIL, grazie agli studenti Medri rappresentati qui in studio, grazie e Udu, perché sono insieme due cose, grazie a voi telespettatori di aver partecipato con i vostri messaggi, di averci seguito. Poi la puntata la potete naturalmente rivedere in replica nel nostro sito. Buon proseguimento, grazie.